Raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Vai Fioi, siamo su GP. We drop down, push for a higher place. Relax, relax. Siamo nella stagione 99 con Coulthard campione in carica, perché noi siamo adesso nel mondo cumendiano, e Schumacher non ha mai preso una pole l'altro anno, subito alla prima gara pole position per Michael o Michael Schumacher, secondo Frentzen, e siamo noi Frentzen. Qualcuno mi ha anticipato, proprio andiamo con la Jordan per questa seconda stagione. L'obiettivo è sempre quello, top 3. Se vogliamo una scuderia top dobbiamo farci il culo e cercare di fare la top 3 con la Jordan. Non è impossibile perché in realtà Frentzen è arrivato terzo, però ha sfruttato anche l'infortunio di Michael Schumacher. Sono unici giri, abbiamo Damon Hill comunque quarto, quindi la Jordan forte, la McLaren in grossa difficoltà, la Williams bellissima di Zanardi settimo, Hakkinen sesto, il campione del mondo in carica David Coulthard e nono. Bellissima anche di Stewart, era un po' iniziato tra Stewart e Herbert, però ha messo spesso da Stewart. Vai di Jordan, poi via via tutte le altre ragazzi, con Marc Genet a chiudere la scuderia insieme a, scusate, Jarno Trulli. Andiamo. Io voglio vincere i mondiali con le squadrette, ragazzi. Ce la dobbiamo fare. Si può fare. GP4 1999. Melbourne, una gara iper favorevole. Qua non so perché c'è sto bug Bridgestone così. Forse non ho caricato bene la mod, non lo so. Però Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck, and more importantly, have fun out there. vai, go, 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 go. Possiamo già vincere, secondo me. Perché è molto performante qui la Jordan Mugen. Vai, raga. Possiamo partire subito a bomba. Subito superato Michael, però abbiamo capito che Baston era definita, raga. Dobbiamo sfruttare a bomba le gare favorevoli. Le prime in questi anni sono le super, iper favorevoli. Fantastic, perfect start to the year, well done. Well done, well done. Blau job, blau job. Ok. Ma siamo già in una fuga devastante, ragazzi. Melbourne è così. Melbourne è questa per me. Ma calma, perché possiamo avere che problemi tecnici, lo sappiamo. Ecco, subito a lungo. Subito a lungo. Attenzione che Schumi è vicinissimo. Schumi è incazzato nero dopo il mondiale dello scorso anno e vuole vincere tutto. Coulthard, il campione del mondo, parte malissimo in questa prima gara. E anche Hakkinen vuole il titolo. Tanti vogliono il titolo, ma devono fare i conti con Frentzen, l'uomo che ammazzava chiunque, ragazzi, in pista. Incidenti a manetta per Frentzen. E noi lo porteremo alla gloria eterna per la stagione 1999. Anche gli sponsor li vedo sbagliati, se non c'era ancora ING. Lungo, lungo, no. Però sta Jordan la sento pulitissima in piste. Aspetta, comunque è arrivata terza nel mondiale costruttori e terzo con Frentzen. Ha sfruttato Schumi, ma va bene. Giro record, fastest di Frentzen. Coulthard è ottavo. Zanardi terzo. And you're the quickest car on the circuit. You'll be racing cars out the pit exit as they spit. You are the quickest. Ok, ho messo l'ingegnere, però quale ci piace di più, mamma mia. No! Mamma mia, bruttissimo errore, bruttissimo errore. L'ho salvata per miracolo. E subito la Jordan. Joe, we need to pick up the pace a bit. Keep pushing. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Mamma mia, che qua rischio. È molto vicino a Schumi, molto, molto vicino. Michael Schumacher. Schumi ci prova già. Devo stare molto attenti. La stagione 99 parte subito a bomba per noi, lo sapevo, queste sono le gare favorevoli. Ok. Però c'è ancora il fastest di Frentzen. E abbiamo veramente un bel passo, ragazzi, sto Gran Premio, lo sapevo. Non illudiamoci, raga, perché siamo partiti bene anche l'anno scorso.
You are the quickest car on the circuit. You'll be racing cars out the pit exit as they spit you. You are the quickest. Mamma mia. Sarà una sofferenza però, fino alla fine. Joe, we need to pick up the pace a bit. Keep pushing. Keep pushing, keep pushing. Dai comandone, involati verso l'Eternity Glory, dai. Diamo il primo successo a Frentzen della carriera comandiana. No! Mamma mia. Cioè, capite perché ogni gara può essere una sconfitta anche se domino? Perché basta un errore e sei fuori. Dai Beppe, dai Beppe. Ok, siamo al quarto giro. Irvine malissimo, Abby Irvine. No, non il piccolo Abby. Era importante, ragazzi. Devo stare davanti a tanti piloti. Sono yellow flag, yellow flag. Uno e 9, bel ritmo adesso, bel ritmo. Un'ottima Jordan per il momento, ma stiamo calmi, stiamo buoni, manca troppo. No! Mamma mia. My God. Devo incamerare già punti, raga. Quella meravigliosa Jordan. Ok, questo è un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Giro record. La macchina deve tenere però, The ovviamente. better it is. The pace is excellent. The pace is good. Let's keep doing this. Che per i colpi di scena di ritiri ci vorrebbe il 50%. Sono ancora indeciso anche se qualcuno mi ha scritto. Forse proprio quello che mi ha consigliato la Jordan di tenere così. Zio Kane. Una macchina un po' scorbutica però, eh. Adesso vediamo, cerchiamo di capire. Non è che il 50% è una gara video e quindi finiremo. Ci vorrà tempo per finire tutto. Vediamo, dai Beppe, vediamo. Mi piacerebbe fare almeno una sosta ai box, invece così non le facciamo. Adesso facciamo l'esperimento. Oggi facciamo 2 video, il prossimo facciamo una a 50 e vediamo. Mi sta arrivando. La macchina la sento un po' più in difficoltà rispetto a prima, Grandissimo, vai, bene, bene, bravo Kuma, bravo Kuma. Siamo a metà gara. Nessun ritiro per il momento. Frentzen può cominciare la stagione in maniera incredibile. In realtà ha vinto Eddie Irvine la prima gara del 99.
Occhio. Mancano ancora tantissimi giri. 1,8, non riesco a guadagnare di più. È già tanto quello che sto facendo con una Jordan. Comunque è una macchina molto competitiva, nonostante il dominio di McLaren e Ferrari. Very good, Kuma, very good. Ok. Altro giro completato. Non so perché i box sono così buggati. La macchina deve anche durare 3 secondi. Stiamo girando bene adesso. Iper buggati i box. C'è anche l'usura gomme. Bisogna capire quanto sono usurate le gomme rispetto ai top team. Sono tante le componenti. Comunque stiamo guadagnando ancora per il momento su Michael Schumacher. Il grande Schumi. E dal prossimo anno, ragazzi, le Ferrari diventeranno imbattibili. Ma il primo anno no, questa combattuta, ma dopo so cazzi, eh. Yellow flag, yellow flag. Panis fuori, sospensioni, fuori, Oliviero. Fuori, Oliviero. Oliviero ai box, perdi una posizione. Ok. 4 e 8, stiamo dominando però, eh. Dominio comendiano, ma stiamo calmi che manca ancora troppo. Se parlo poco scusate, ma sono iper concentrato, avete capito quanto è duro sto gioco. Quando mi sento di prenderla in pieno perché rischio. No, lunga. No, salvato, grande Kuma. Fantastic Kuma, it's fantastic. Qua abbiamo perso molto però, stiamo un po' rallentando, la paura comincia ad arrivare. Ok. Schumi a 3-9. 3 laps remaining. Qua c'è la Barco, una livrea. Questa è una delle stagioni con le livree più belle forse. Bravo Kuma, bravo, dai. Portiamola a casa sta prima vittoria a Melbourne. Attenzione, Schumi ha perso moltissimo. Ha fatto un errore secondo me Schumi, Forse errore di Michael. No? Mamma mia. No, Schumi a posto.
Molto bene. Ok. Two laps remaining. Due giri alla fine, dai, come tieni duro. Schumi sta recuperando. No, madonna, mi vedo sempre fuori qua. Slitta troppo la macchina in quel punto, eh. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Yellow flag velocissima. Molto bene, però manca ancora un giro e qualche chilometro. Sta iniziando l'ultimo giro, Gran Premio di Melbourne 1999, dai. Final lap, final lap. Okay, last lap. You're starting your last lap. Last lap using RFA. Stai buono. Prego macchina, non mi tradire qua. Now we've got a shot at some point. Oddio, qualche problema? No, dimmi di no. Sento un rumorino strano. Angoscia cumendiana. Classica angoscia cumendiana di final lap cumendiano. Mamma mia. Ultimi metri. Sta maturando per Frenzen il primo successo in carriera. Nella carriera cumendiana. Nel mondo cumendiano. E primo successo anche per la Jordan. E si va a vincere, ragazzi. Si va a vincere. Frenzen vince il Gran Premio d'Australia 1999. Yes. Oh yes, baby. Oh yes. Qua qualcuno va per campi. Oddio. Ok, inquadriamo lui perché poi dopo si è distrutto Frenzen con Schumacher. Accelerate, accelerazione. Dai. Ok. Allora, andiamo a fare le foto. Coulthard quinto, è il campione del mondo. David Coulthard in carica. Si becca 2 punticini. Sono felicissimo per Zanardi invece. Grande Zanardone. Ok. Nella costruttore. La Jordan è in testa e godo. Grazie, qualificazioni molto molto difficili, non me l'aspettavo proprio. Comunque doppietta Ferrari e ancora Schumi in pole, quindi seconda pole in carriera per Schumi, Hakkinen in terzo, difficoltà Coulthard, noi addirittura sprofondiamo, no, scusate, cazzo siamo? 15esimi, insieme al nostro Jacques che abbiamo usato la scorsa stagione, quindi una qualificazione molto molto difficile. Condizioni meteo, non è più, potrebbe arrivare, ma comunque dopo 30 minuti, quindi non becchiamo nulla, non becchiamo. Prossima gara proviamo un 50%.
Beh ragazzi, qualificazione difficile la posso recuperare in gara, ho tutte le caratteristiche per recuperare in gara. Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck, and more importantly, have fun out there. Go, 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 grande partenza, dai, 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 dai. Guarda il porco, guarda il porco. Facciamo recuperare tantissimo comunque. Guarda, Vardio. Guarda, il mio guarda il classico demonio, Demon Hill. Ok, siamo già ottavi. Fantastic, perfect start to the year, well done. Speriamo qua l'incidente tra me e Shumi. Boh, siamo già settimi, molto bene. Gara favorevole che purtroppo ho fallito la qualificazione, che le qualificazioni sappiamo che sono difficili. Perché è andata bene a Melbourne, molto peggio qua. Adesso abbiamo davanti il campione del mondo David Coulthard in enorme difficoltà, il piccolo David. Perso mi sembra posizione anche Irvine però, il piccolo Ed Irvine. Dai che siamo a caccia di Davide Coulthard. Sul rettilineo sembriamo perdere oggi, Giro record di Michael Schumacher. Guarda. Qua però guadagno tantissimo. Il problema è proprio il rettilineo, ragazzi. Ai. Dai che dobbiamo recuperare, se no ci scappano via i primissimi. In curva andiamo benissimo, il rettilineo malissimo, incredibile. It's incredible, Cuba, it's incredible. Ok, superato Davide. No! Mamma mia che rischio. Coulthard ha avuto fortuna a sfruttare l'occasione e vincere quel mondiale. Nel 98. No! Mamma mia. L'errore che ho fatto nel 98 per fortuna non ho ripetuto adesso. Abbiamo Fisichella, grandi Benetton comunque sempre in zona punti. Fastest di Schumi. Questo è il punto. Mamma mia, oddio. Speriamo bene per le sospensioni. Ho colpito leggermente le barriere. Stagione tranquilla per il momento a livello di colpi di scena, Dai che ci siamo. Abbiamo anche Davide Coulthard dietro. Questo è il mio punto, eccolo qua. E anche Fisichella è servito. E siamo quinti, molto bene. Peccato veramente per una qualifica indegna. Siamo a caccia di Alexander Wurz. Dai, come vola. Wurz però è già 3-1, Giro record di Mika Hakkinen intanto. Siamo a caccia di Wurz che lo vedo già lontano però, non possiamo aver già perso Wurz però, con tutto il bene. Abbiamo bisogno di un bel ritiro davanti, sarebbe bellissimo il ritiro davanti. Sarebbe geniale il ritiro davanti. Il
Come a caccia, però si vede che il come a caccia. Ok, abbiamo recuperato più di un secondo. Bravo Kuma, dai, andiamo avanti così. E Wurz è nostro. Questo qua è importante. S di Senna, curva do sol. Due 9. Facciamo un po' di difficoltà purtroppo in rettilineo. Facciamo difficoltà nel rettifilo. Ok. 2-5. C'è bisogno di uno sforzo in più come però. Concentrazione massimale, ripeto, scusate se non commento troppo, ma è veramente duro. 2 secondi. Sarebbe importante il quarto posto. Niente, perdo tanto il rettilineo, ragazzi, non c'è nulla da fare. Motore Honda veramente in difficoltà. Tutto quello che, che recupero in curva lo perdo in rettilineo. Siamo sempre là, siamo sempre là. Ci vorrebbe un bel errore da parte degli avversari, ovviamente. Abbiamo guadagnato molto la fisichella, ma non riusciamo a guadagnare su Wurz, è incredibile. Il nostro obiettivo è il terzo posto, quindi ci sta. Addirittura, mamma mia, sprofondiamo a 3 secondi, non me l'aspettavo proprio questa. Difficoltà per la Jordan. Perdiamo ancora. Perché sarà dura recuperare. Mancano però i colpi di scena. Stiamo guidando anche bene, è la macchina che non ha, diciamo, la forza, la velocità di Melbourne, purtroppo. Devo sfruttare le gare favorevoli, ragazzi. Questa lo è, però solo per me, non per la macchina. Dai, come involati. No, no, continuiamo a perdere, ragazzi. Adesso qua guadagnando qualcosina, ma dopo è qua il problema. Il vero problema è qua, purtroppo. Non può fare un erroretto Wurz. Niente. Nessun ritiro, nulla di nulla. Un 99 iniziato veramente in maniera iper tranquilla, forse un po' troppo. Schumacher vuole iniziare. Sta iniziando bene il mondiale. Sì, Inzaghi. Schumacher.
Mancano ancora tanti giri. Perché anche Wurz deve calare un po' il ritmo adesso, però. Sì, la fisichella siamo iper tranquilli. Due a 8. Dai che Wurz secondo me sta calando il ritmo. Dovrei usare un po' di più, ma ho paura di fare errori. I punti mi servono, raga. I punti servono. Se vogliamo arrivare terzi, che è quello l'obiettivo alla fine. Wurz lo vedo bene adesso, però. Possiamo ancora prenderlo, Wurz, assolutamente. Dai, Come, dai. 1,7, ho guadagnato molto, su qua perdo come sempre, sto punto qua perdo troppo, raga. Perdo una catastrofe proprio. Dai, dai. Ritiro per Irvine e Hakkinen, Schumi no. In stagioni così tirate anche un punto in più può essere fondamentale. L'altro anno potevo arrivare terzo con un errore clamoroso a Suzuka, mi è costato tutto. Non posso più permettermi questi errori. Oh, Wurz tiene. Alexander Wurz tiene. Recupero in tutti i punti del tracciato tranne qua. Qua perdo a manetta. Attenzione. Yellow flag. Yellow flag. Yellow flag. Mi sto avvicinando ancora a Wurz. Fuori Coulthard, il campione del mondo è fuori. Il campione del mondo in carica è fuori. Crisi nera per Coulthard, purtroppo era dietro di noi, però io qua sono vicinissimo adesso, Yellow flag, questo è Coulthard. Stanno spostando la vettura di Coulthard. Sì, eccolo là i commissari che spostano la vettura di Davide Coulthard. È finita la magia per Coulthard. Guarda quanto perdi in rettilineo, fioi. Però sono sempre più vicino, raga, I primi si sono proprio involati via, purtroppo. Però Wurz lo possiamo prendere.
Ancora comunque bandiera gialla dove c'è Coulthard, veramente un punto un po' difficile. Qua però siamo vicinissimi a Wurz, concentriamoci ragazzi. Qua una piccola sbavatura che non ci voleva. Due giri alla fine, 2 giri per pigliare Wurz. Ho perso poco anche qua adesso, eh. Ah, brutto errore. Qua ho perso parecchio secondo me. Ah. Qua stiamo, dai, che qua recuperiamo bene. 1 e 2 però. Il cume a caccia. No. Ma spostati. Bravo. Scusate, ho schiacciato il tasto sbagliato. Tasto sbagliato, sono uscito. Cos'ha? Non ci credo. Ho riperso la posizione. Il gioco mi è andato in finestra, ma zio che, ma dai. Ho schiacciato per sbaglio il tasto della finestra di Windows. Zio cane, zio cane. Basta, finita il quarto posto. Che rabbia, questo è proprio il problema di giocare con la tastiera, che non riesco minimamente a settare il joystick e non capisco il perché. È andata. Okay, last lap. You're starting your last lap. Last lap. Using RFA. Guasto al cume, zio Ken. Speriamo non pesino sti punti persi così. Che rabbia però, che rabbia. Mi ero preso la posizione alla grande, per sbaglio ho schiacciato Now we've got a shot at some point. il tasto di Windows. Guarda, sto bestemmiando dentro di me in polacco antico, raga. Polacco antico per il cume. Non ho parole. Vabbè, è andata così. Peccato. Tanto vince Sciume la grande. Per noi un quinto posto, ma era quarto, vai. Capita. Fuori Takagi. Niente, è andata così, raga. Andiamo a vedere la classifica con Schumi che vola a 16 punti, secondi noi a 12, Hakkinen 7, Fisichella 4, Irvine 4, Wurz 3, Zanardi 3, David Coulthard 2, il campione del mondo, in difficoltà Ralf Schumacher 1. Costruttori 20 Ferrari, 12 Jordan Mugen, 9 McLaren Mercedes, 7 Benetton Playlife, 4 Williams Supertech. Una vittoria per Frenz, una per Schumi, Jordan e Ferrari, Paul 2 di Schumi, 2 gare, una vittoria, un podio. Infatti ho messo queste cose qua, adesso nella storia abbiamo anche il totale delle pole di squadra e delle vittorie di squadra. McLaren 10 vittorie, Ferrari 6, Williams 3, Jordan 1. Nelle pole, McLaren 11, Williams 5, Ferrari 3, Stewart 1. Sta salendo le pole di Schumi a 2 tutte quest'anno e le vittorie totali sale a Schumi, sale a 4, supera Jacques Villeneuve. Raga, un saluto del Comandone veneziano. Ciao!